da Nicoletta, sono qui con Daniele e oggi sono veramente grata perché vi voglio parlare di motivazione. Ci sono persone a volte che mi dicono: ah, sei lontana, 10 km, 20 km. Quando io voglio veramente qualcosa, quando voglio veramente creare qualcosa di grande, non esiste spazio, non esiste tempo, non esiste limite, io vado ovunque, mi porta al cuore. Daniele ieri ha avuto un esame all'Università a Friburgo, siamo a Lugano, siamo all'Hotel Pestalozzi dove stasera abbiamo una serata. Domani alle 8 ha un altro esame a Friburgo. Esatto, a Friburgo, sì. Cioè, racconta cosa hai combinato, perché veramente qualcuno ci dice che siamo pazzi secondo me, però è bello questo. Sì, in tanti. Ma sono appunto in piena sessione di esami, mi è capitato questa settimana di avere 3 esami, di cui uno appunto ieri, il prossimo è domani mattina alle 8 e oggi appunto per risparmiare più tempo possibile faccio andata e ritorno in un giorno A che ora sei partito da Friburgo? Alla 1 di pomeriggio. Quanti chilometri sono? E sono 370. E ritorni a Friburgo? E ritorno a Friburgo stasera appena che finiamo. Pensate, per essere qui, perché lui mi ha dato parola, abbiamo poche serate come questa all'anno e quindi cosa fa lui? È presente, si fa più di quasi 800 km, io con la matematica non sono molto brava, si fa quasi 800 km per essere qui con noi. Cos'è che ti motiva così tanto? Cos'è che ti dà quella spinta, quella forza per fare qualcosa che gli altri ritengono da pazzi? Però probabilmente se qualcosa ti muove dentro e ti richiama l'anima non è così tanto da pazzi. Perché lo fai, Dani? Perché? Perché credo in quello in cui facciamo, credo che le persone, bene o male, nei nostri corsi ottengono qualcosa e si sentono spinte, si sentono più motivate a ottenere dei risultati. Io credo molto in questo ed è una cosa che mi esalta, mi motiva, mi fa sentire bene e soprattutto anche il team di lavoro che è eccezionale. Sì, difatti più che team di lavoro lo chiamerai il team, sapete perché? Perché io dopo 22 anni vi dico che non ho mai lavorato un giorno. Cos'è che ti appassiona così tanto? Quello, seguilo, senza paure, senza ricatti emotivi, senza che qualcuno ti dica sei pazzo, perché se fai ciò che senti dentro, l'anima risponde e risuona. Se rinunci a ciò che senti dentro, prima o poi purtroppo l'anima paga pegno. Quindi mi raccomando, segui sempre ciò che ti porta e che ti dice l'anima al cuore, perché l'anima sa già. Ciao, ciao ciao! Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.